Via Matris Dolorose. Coroncina dei 7 dolori di Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di contrizione. Affittissima Vergine, prostrato umilmente innanzi a voi, e confuso per la moltitudine dei miei gravissimi peccati, io li detesto nell'amarezza del mio cuore, e me ne dolgo, perché con essi ho offeso il mio amabilissimo Redentore e vostro Figlio Gesù. Deh, per tutti i dolori che sopportaste nella sua passione, vi prego ad implorarmi dal medesimo pietà e misericordia e grazia di non offenderlo mai più. In memoria delle vostre pene, vi offro questo santo esercizio che sono per fare. Abbiate compassione di me, o cara Madre Maria, e fate che quelle stesse spade che trafissero il vostro spirito trapassino anche il mio, affinché viva e muoia nell'amicizia del mio Signore. Maria, dolce mio bene, stampate nel mio cuor le vostre pene. Venite, alme fedeli, a compatir Maria, e del dolor la via andiamo a rintracciar. Sparsa di pene amare fu tutta la sua vita, e sol l'alma pentita può sollevarne il duol. Prima stazione. La morte, che il profeta al figlio tuo predisse, fu spada che trafisse. O madre, il tuo bel cor fa che il pensier di morte mi resti fisso in mente, così perennemente la colpa avrò in orror. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Primo dolore. Profezia di Simeone. In questa prima stazione si considera come Maria, presentato nel Tempio, in offerta all'Eterno Padre, il suo divin figliuolo Gesù, e postolo nelle braccia del santo vecchio Simeone. Udì dal medesimo l'amara predizione di quanto avea a soffrire nella dolorosa passione e morte del suo caro Gesù, nostro Salvatore. Vergine addolorata per l'acerba pena che l'anima vostra soffrì quando, presentato al Tempio, il vostro Figlio Gesù, udisti dalla bocca profetica di Simeone che egli sarebbe stato per voi un'acutissima spada di dolore, e che la sua passione sarebbe stata a molti, per la loro malizia, un motivo di rovina. Vi prego ad impetrarmi grazia, affinché gli infiniti meriti di Gesù non riescano per mia colpa vani ed infruttuosi. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, dolce mio bene, stampate nel mio cuor le vostre pene. Seconda stazione. La crudeltà d'Erode ti fu cagion di pene. Sottrar Gesù, tuo bene, dovesti al rio furor. Fa che per sempre in salvo io ponga l'alma mia. Difendimi, o Maria, dal demone oppressor. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Secondo dolore. Fuga in Egitto. In questa seconda stazione si considera il penosissimo viaggio che la Vergine di notte tempo, nel più crudo inverno, fece verso l'Egitto per liberare Gesù
dalla crudele persecuzione di Erode, che empiamente cercava di farlo uccidere fra gli altri innocenti. Vergine addolorata, pel dolore che provaste quando, per sottrarre l'innocentissimo vostro figliuolo alla crudeltà dell'empio Erode, che lo cercava a morte, doveste, in mezzo a stenti e privazioni, fuggire frettolosamente in Egitto. Fate, vi prego, che col peccato non costringa mai il mio Redentore ad abbandonare il mio cuore. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, dolce mio bene, stampate nel mio cuor le vostre pene. Terza stazione. Scorrer facesti, o Madre, gran lagrime dal ciglio, quando, smarrito il figlio, l'andasti a ricercar. Fa, che a cercarlo io vada. Se lo perdete allora, e sino all'ultim'ora, lui solo possa amar. Santa Madre, de, voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terzo dolore. Smarrimento di Gesù nel Tempio. In questa terza stazione si considera come la Vergine, essendosi recata in Gerusalemme, nel tempo della Pasqua, col suo sposo San Giuseppe, e con l'amato suo figlio Gesù, nel ritornarsene alla sua povera casa, lo smarrì, e per 3 giorni continui andò lacrimosa, in traccia del suo unico diletto. Vergine addolorata, per l'angustia da voi sofferta quando, avendo smarrito senza vostra colpa l'amabilissimo vostro figlio Gesù, rimasto nel Tempio per adempiere la volontà dell'Eterno Padre, lo cercaste ansiosamente per ben 3 giorni. Ottenetemi la grazia di presto ritrovare Gesù se, per mia sventura, lo perdessi col peccato. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, dolce mio bene, stampate nel mio cuor le vostre pene. Quarta stazione. Di croce sotto il peso. Incontri il figlio ansante. Lo seguiti costante. O Madre, nel dolor. Fa, che ogni giorno anch'io sostenga la mia croce, e ascolti ognor la voce di Dio che parla al cor. Santa Madre, de, voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarto dolore. Incontro di Gesù con la Madre. In questa quarta stazione si considera l'incontro dell'addolorata Vergine col suo appassionato Gesù, che, dopo essere stato preso dai Giudei, barbaramente trattato e condannato a morte, con una pesantissima croce sulle spalle, si incamminava verso il Calvario. Vergine addolorata, per quel fiero dolore, onde fu amareggiato il cuor vostro, quando sulla via del Calvario incontraste il vostro dilettissimo Gesù lacero per le ferite dei flagelli, grondante sangue, coronato di spine, e colle a pesante sua croce sulle spalle, che s'avviava alla morte per mia salute. Impetratemi forza e coraggio, affinché anch'io ad imitazione vostra segua il mio Redentore nel cammino della croce, assoggettandomi prontamente a quelle tribolazioni che a lui piacerà mandarmi. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, dolce mio bene, stampate nel mio cuor le vostre pene. Quinta stazione. Spirante sulla croce. Vedi il figliuol diletto. Novella spada il petto. Alla cera artiva. Fa, che la tua pietate m'assista all'agonia. Con te l'anima mia. Santa Madre, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinto dolore. Crocifissione di Gesù. In questa quinta stazione si considera il Monte Calvario, ove l'afflittissima Vergine vide in un mare di dolori spirare sulla croce per la nostra salute il suo divin figliuolo Gesù, versante da capo a piedi il suo preziosissimo sangue. Vergine addolorata e dolcissima Madre mia, come tale lasciatami, per ultima volontà del vostro Gesù, per quell'indescrivibile pena che sopportaste sul Calvario, a piede la croce, quando, da tutti abbandonato, dalla plebe schernito, amareggiato di fiele, dopo 3 ore di dolorosa agonia, ed emesso un alto grido, il vostro dolcissimo Figlio rese lo spirito all'Eterno suo Padre, ottenetemi un grande amore al patire, e la grazia di amarvi e servirvi, come mia amorosissima Madre. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, dolce mio bene, stampate nel mio cuor le vostre pene. Sesta stazione. Accogli tra le braccia, con nuova acerba doglia, del tuo Gesù la spoglia. La baci sempre più. Fa, che divenga molle il mio cuor duro e ingrato. Lasciar voglio il peccato. Sol voglio amar Gesù. Santa Madre, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesto dolore. Deposizione dalla croce. In questa sesta stazione si considera come l'addoloratissima Vergine ricevette fra le sue braccia il sacrosanto corpo del morto suo figlio deposto dalla croce, trafitto nel petto da una lancia, e tutto ricoperto di piaghe e di sangue. Vergine addolorata per quel dolore che se acerbamente afflisse l'anima vostra purissima, quando l'amato vostro bene, deposto dalla croce, vi fu posto nel grembo, e voi consideraste minutamente il barbaro scempio che di lui avevano fatto le mie iniquità. Ammollite, vi prego, questo mio ingratissimo cuore, affinché pianga le mie colpe, ed impari a compassionarvi sinceramente. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, dolce mio bene, stampate nel mio cuor le vostre pene. Settima stazione. Racchiusa in freddo sasso. La salma del figliuolo. Nessun potrebbe il tuolo dell'alma tua ridir. Fa, che io gli esprima intanto il più fervente affetto, allorché nel mio petto si degnerà venir. Santa Madre, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settimo dolore. Sepoltura di Gesù. In questa settima stazione si considera
come l'addoloratissima Vergine, accompagnato al sepolcro. Il corpo del suo defunto figliuolo fu costretta ad allontanarsi da quella tomba che racchiudeva l'unico oggetto del suo amore. Vergine addolorata, per l'amaro cordoglio che soffriste quando accompagnaste l'esangue spoglia del vostro amabilissimo Gesù, e foste costretta di consegnarla al sepolcro, fate che la memoria della sua santissima passione e morte sia altamente impressa nel mio cuore, e che questo si consumi per amore del mio buon Dio e di voi, mia dolcissima Madre. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, dolce mio bene, stampate nel mio cuor le vostre pene. Preghiamo. O desolata Madre, gli atroci tuoi dolori piansi, e i miei folli errori dolente miem con te. De, tu benigna accetta, Gran Madre, il pianto mio. Tu impetrammi da Dio del mio fallir mercè. Orazione. A Maria Santissima Addolorata, vi compatisco. O Santissima Madre, con tutta la tenerezza del mio cuore nell'estrema vostra desolazione, quegli che solo formava la vostra delizia, il centro dei vostri affetti, il vostro Figlio, il vostro Dio, giace nell'oscurità della tomba, e voi siete vittima di un dolore che è grande siccome il mare. Oh, cara Madre addolorata, vorrei pur poter consolarvi nella vostra amarezza. Con la grazia di Gesù e col vostro aiuto prometto di non dar più motivo ai vostri dolori con nuovi peccati. Bensì voglio servire fedelmente il mio Dio qui in terra, per poi venire a goderlo con voi nel santo paradiso. Così sia. 3 Ave Maria in memoria della desolazione della Santissima Vergine. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.